Appello della CGIL e dell'Arcivescovo Damiano per l'Università di Agrigento. Il Comune nomina Raffaele Sanzo vicepresidente del Consorzio. L'AICA chiede un tavolo per discutere della vicenda con Siciliacque, un appello della Presidente del CDA Nobile al Presidente Schifani. Il professor Tuzzolino eletto Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l'Arte Contemporanea del Ministero della Cultura, apprezzamento del Sindaco Miccichè. Al via da oggi fino al prossimo 14 febbraio le iscrizioni al nuovo anno scolastico, intervista alla dirigente scolastica del Liceo Leonardo Patrizia Pilato. Arrestato dai carabinieri di Agrigento l'empedoclino Giuseppe Grassonelli, gravemente indiziato di tentata estorsione e agito con il metodo mafioso. Risolto il contenzioso per la nomina del nuovo segretario generale del Libero Consorzio di Agrigento, rigettato il ricorso dell'ex segretario Amorosia, la Regione finanzia oltre 1.500.000 euro per l'assistenza Asacom. Risolto il rapporto con l'allenatore Nicolò Terranova dalla società Castrum Favara per via delle recenti sconfitte subite. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 13 gennaio martedì. Il Comune di Agrigento ha nominato il professore Raffaele Sanzo quale nuovo componente del CDA e vicepresidente del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento a seguito delle dimissioni del professor Giovanni Ruvolo. Su tale nomina interviene il segretario generale della CGIL Buscemi esprimendo soddisfazione. Ora si chiuda la querela e si lavori per il futuro del polo universitario. E intanto anche l'Arcidiocesi di Agrigento interviene contro lo stallo che da tempo paralizza il Consorzio Universitario di Agrigento. Il nostro servizio. Il Comune di Agrigento ha nominato il professor Raffaele Sanzo quale nuovo componente del CDA e vicepresidente del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, a seguito delle dimissioni del professor Giovanni Ruvolo che aveva ricoperto lo stesso incarico. Raffaele Sanzo, ricordiamo, era stato già commissario straordinario del Libero Consorzio e vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento. Su tale nomina interviene oggi il segretario generale della CGIL di Agrigento, Alfonso Buscemi, che esprime soddisfazione, afferma, è una decisione che accoglie una richiesta avanzata da tempo della CGIL e da numerose associazioni del territorio e da diverse forze politiche. Il polo universitario, dichiara Buscemi, appartiene ai cittadini e proprio per questo deve essere amministrato mettendolo nelle condizioni di funzionare pienamente con continuità. È una struttura fondamentale per lo sviluppo del territorio e non può vivere nell'incertezza. In vista del 14 gennaio, data per la quale è prevista la convocazione del Consiglio di amministrazione, la CGIL auspica che si metta definitivamente fine a questa lunga querela e si inizi finalmente a lavorare per dare prospettive concrete al consorzio universitario. Serve serenità, continua Buscemi, per le tante famiglie che hanno figli impegnati negli studi universitari, per i lavoratori del consorzio che meritano stabilità e certezze. La CGIL rivolge quindi un appello diretto al presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, al quale viene chiesto di imprimere una svolta decisiva attraverso l'adesione del Libero Consorzio alla governance della università. Il presidente Pendolino, continua Buscemi, in questi mesi ha dimostrato l'impegno concreto nella soluzione di numerosi problemi del territorio, dalle strade provinciali alle scuole fino all'accelerazione delle verifiche sulle condizioni per dotare la provincia di Agrigento di un aeroporto. Solo così, conclude Buscemi, si potrà garantire un vero futuro al polo universitario di Agrigento e rafforzare il ruolo dell'università come motore di sviluppo, crescita e coesione sociale. E sullo stallo che interessa e paralizza il consorzio universitario interviene oggi l'Arcidiocesi agrigentina rappresentata dall'Arcivescovo Alessandro Damiano, che tuona contro la situazione di grave stallo che da tempo paralizza il consorzio universitario di Agrigento, che rappresenta un fatto estremamente preoccupante.
L'ufficio stampa pastorale sociale, il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano dell'arcidiocesi di Agrigento denunciano la situazione che paralizza appunto il consorzio universitario. Il rischio concreto è quello di compromettere definitivamente il futuro di un presidio culturale e formativo di primaria importanza per l'intera provincia, con conseguenze dirette sul diritto allo studio e sulle prospettive di crescita di centinaia di giovani. Questo atteggiamento irresponsabile sta producendo danni evidenti e rischia di privare il territorio di un'infrastruttura immateriale strategica costruita negli anni con l'impegno delle istituzioni e della comunità locale. È indispensabile superare pertanto le contrapposizioni che hanno portato all'attuale paralisi, ripristinare le condizioni di piena operatività del consorzio attraverso una gestione amministrativa e finanziaria responsabile, trasparente e orientata alla continuità delle attività didattiche. Sembra paradossale che a conclusione dell'anno in cui Agrigento ha rivestito il titolo di capitale italiana della cultura si dovesse registrare il fallimento di un'esperienza vitale per la crescita del territorio e il futuro dei nostri giovani. E la presidente del CDA di AICA, attraverso un suo messaggio video, chiama la regione e i cittadini alla verità sull'acqua agrigentina. Dalina Nobile chiarisce i rapporti economici con Siciliacque e lancia anche un appello al presidente della regione Schifani affinché convochi subito un tavolo tecnico, assumere una posizione chiara al fine di garantire una collaborazione leale e assicura ai cittadini che l'acqua non verrà tolta. Sentiamo il videomessaggio della Presidente Nobile. Oggi sentiamo il dovere di rivolgerci ai cittadini della provincia di Agrigento, ma anche alle istituzioni regionali, per fare chiarezza su una situazione che riteniamo grave, delicata e che merita trasparenza e responsabilità. Da settimane AICA ha sollevato in modo formale e documentato una serie di criticità nei rapporti con Siciliacque. Criticità mai eluse, mai negate, ma affrontate con un unico obiettivo: pagare il giusto nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico. Voglio dirlo con chiarezza ai cittadini. AICA non si è mai sottratta ai propri obblighi. Abbiamo sempre pagato il corrente a Siciliacque, trattenendo solo la quota relativa a Favara di Burgio, o per evitare ulteriori pignoramenti sui nostri conti correnti abbiamo destinato somme a copertura di importi resi esecutivi da precedenti decreti ingiuntivi. Decreti ingiuntivi per i quali ci saremmo aspettati atteggiamenti collaborativi, in virtù di un emendamento regionale da 20 milioni. E infine abbiamo dichiarato pubblicamente che quanto sarà definitivamente accertato come dovuto verrà pagato, e verrà pagato proprio grazie allo stanziamento regionale, ottenuto proprio per garantire continuità e stabilità al servizio idrico. Tuttavia, ciò che oggi non possiamo accettare è un metodo. Siciliacque ad oggi non ha mai presentato una controproposta, non si è mai seduta ad un tavolo tecnico per chiarire nel merito la questione Favara di Burgio, la questione dei dissalatori, l'utilizzo delle risorse regionali destinate alla produzione idrica e la reale entità del debito complessivo. Su questo punto vogliamo essere estremamente chiari. I dissalatori sono stati finanziati con risorse regionali, quindi con soldi pubblici. Nel 2025 parliamo di milioni di euro stanziati, come anche nel 2026 e 2027. Eppure è un dato oggettivo che non tutti gli impianti hanno funzionato e che solo uno, Porto Empedocle, ha operato parzialmente. È legittimo quindi chiedere quanta acqua sia stata realmente prodotta, se quelle somme siano state interamente utilizzate e se non si stia configurando una duplicazione di finanziamento a danno dei cittadini. Per questo AICA ha chiesto l'intervento immediato della Corte dei Conti, non per polemica, ma per chiarezza, legalità e tutela delle risorse pubbliche. Poi c'è un aspetto che riteniamo particolarmente grave: la minaccia, anche solo ventilata, di una riduzione della fornitura idrica al territorio. Lo diciamo con assoluta fermezza. Questa ipotesi non è consentita dalla legge. Lo ha chiarito AICA, lo ha chiarito il Presidente della Regione e lo dice la normativa nazionale sul servizio idrico. Diffondere messaggi di questo tipo significa creare allarme nei cittadini, in un territorio che già vive una forte sofferenza idrica, e questo non è assolutamente accettabile. Ai cittadini voglio dire una cosa, con serenità ma con decisione.
L'acqua non verrà tolta. AICA non arretrerà di un passo e continuerà a difendere il diritto all'acqua, la legalità e la dignità di questo territorio, che mi appartiene e appartiene a tutti voi. Mi rivolgo ora, con grande rispetto istituzionale, come sempre, al Presidente della Regione Siciliana, l'onorevole Renato Schifani. Presidente, sappiamo che lei ha sempre dimostrato attenzione concreta verso la provincia di Agrigento. Oggi chiediamo un intervento chiaro, la convocazione urgente di un tavolo tecnico regionale e una presa di posizione netta affinché tutti i soggetti coinvolti operino con leale collaborazione istituzionale. AICA è pronta, lo è sempre stata, ma il confronto deve essere serio, trasparente e rispettoso della legge. Noi continueremo a lavorare così, con fermezza, con responsabilità e soprattutto dalla parte dei cittadini, perché l'acqua non è uno strumento di pressione, è un diritto fondamentale. Grazie. È il professor Tuzzolino, ordinario di progettazione architettonica all'Università di Palermo, presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, componente del Consiglio regionale dei beni culturali, è stato eletto presidente del Comitato Tecnico Scientifico per l'Arte e l'Architettura Contemporanea del Ministero della Cultura. In tale ruolo sarà parte anche del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggisti. Sentiamo l'intervista al professor Tuzzolino. Professore Tuzzolino, una sua valutazione su questa nomina al Consiglio di Tecnico Scientifico e Culturale e l'Architettura Contemporanea al Consiglio Superiore dei Beni Culturali? È una bellissima occasione di rilancio per i beni culturali, ma anche per l'architettura e l'arte contemporanea, perché credo che si debba lavorare tanto su questo versante, soprattutto nel nostro paese, e si debba lavorare per la conservazione e la tutela senz'altro, ma soprattutto per la promozione dell'arte, dell'architettura, per fare in modo che tutto il patrimonio italiano venga valorizzato e venga portato alla luce della cultura corrente contemporanea, non siano trattate come delle occasioni da osservare, di cui gloriarsi, ma l'arte e l'architettura devono diventare veramente dei momenti di rigenerazione per il nostro paese, che poi possano portare avanti anche il volano dell'economia e della crescita culturale collegata. Quindi è un onore per me e bisogna lavorare tanto affinché veramente la bellezza possa tornare a far fiorire le nostre città e il nostro territorio. Ecco, l'esperienza di Agrigento, capitale della cultura, evidentemente lei la metterà a frutto anche in questo senso. Sì, allora sono già stato invitato a inaugurare Gibellina, capitale dell'arte contemporanea, e devo dire che sono delle occasioni che nel bene e nel male nel senso che delle disfunzioni, dei problemi credo ci possano essere in tutte le manifestazioni, perché diciamo siamo malgrado ci sia tanto lavoro, probabilmente qualche cosa che non va ci può essere dovunque, ma siano delle occasioni che nel bene e nel male fanno crescere i nostri territori. Io credo che anche Agrigento, capitale della cultura, lasci una bella testimonianza e una bella prassi, perlomeno nella progettualità, nell'interpretare il nostro territorio come un luogo fertile in cui delle cose si possono fare, e se qualcosa probabilmente non è riuscito ad Agrigento, sicuramente abbiamo messo a frutto un'esperienza che può aiutarci a far crescere la nostra città e la nostra provincia. E il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime apprezzamento e rivolge le proprie congratulazioni al professor Giovanni Francesco Tuzzolino per il prestigioso incarico conferitogli dal Ministero della Cultura. Miccichè afferma si tratta di un riconoscimento di assoluto rilievo istituzionale e scientifico che premia un percorso accademico e professionale di alto livello caratterizzato da competenza, rigore e costante attenzione ai temi della qualità architettonica e della tutela
tutela del patrimonio culturale. È motivo di orgoglio per Agrigento che una personalità così qualificata e profondamente legata al nostro territorio e impegnata da anni nel progresso del polo universitario ricopra un incarico strategico all'interno dei principali organismi consultivi del Ministero della Cultura. Che continua affermando: il professor Tuzzolino offrirà certamente un contributo prezioso ed efficace alle politiche nazionali per l'arte e l'architettura contemporanea, forte di una sensibilità attenta ai territori, al paesaggio e alla valorizzazione delle identità culturali. E da oggi fino al prossimo 14 febbraio sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026-2027. In merito abbiamo intervistato Patrizia Pilato, dirigente del Liceo Leonardo di Agrigento. Inizia oggi l'anno scolastico, l'Istituto Leonardo proporrà sempre delle nuove iniziative, nuovi indirizzi interessanti. Ecco, Presidente, un suo parere, ecco, perché iscriversi all'Istituto Leonardo? Le motivazioni per cui iscriversi all'Istituto Leonardo sono molteplici e variegate. Mi piace sempre ricordare che la nostra è una scuola tesa all'innovazione, una scuola sempre pronta ad accogliere le nuove sfide per la formazione dei suoi studenti e quindi è una scuola che non solo offre un'offerta formativa molto ampia, che conferma le curvature sia nell'ambito tecnologico-scientifico che in quello linguistico. Una scuola che guarda all'internazionalizzazione dei percorsi, una scuola in cui le mobilità Erasmus sono numerose, le opportunità che vengono date agli studenti di partecipare a scambi, gemellaggi con studenti paesi europei sono numerose, la possibilità di effettuare anche visite di studio all'estero curate dai nostri docenti anche oltreoceano, ma devo dire che quest'anno la sfida più grande è quella che di fatto stiamo portando avanti avendo creato i laboratori di intelligenza artificiale, e cioè siamo partiti con AI Lab Officine del Futuro, che sono dei laboratori che stiamo dedicando per il momento ai nostri studenti del biennio per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella didattica, perché indubbiamente riteniamo che il tema dell'intelligenza artificiale, giustamente, ampiamente dibattuto, debba essere un tema che debba entrare a pieno titolo nella didattica, chiaramente filtrato e governato dalla scuola e quindi dai docenti, dall'impianto didattico che la scuola ha scelto, per cui credo che il nostro progetto triennale di offerta formativa sia un progetto assolutamente completo ma soprattutto un progetto proiettato al futuro, ed è il futuro, il mondo in cui i nostri giovani vivranno. Passiamo alla cronaca. All'alba di oggi i carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento, collaborati dai colleghi della compagnia di Agrigento, del nucleo cinofoni di Palermo e dello squadrone riportato Cacciatori di Sicilia, a Porto Empedocle hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare personale in carcere emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di Giuseppe Grassonelli, 43 anni, pregiudicato gravemente indiziato del delitto di tentata estorsione con l'aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso il servizio. All'alba di oggi i carabinieri del nucleo investigativo di Agrigento, collaborati dai colleghi della compagnia di Agrigento, dal nucleo cinofoni di Palermo e dello squadrone riportato Cacciatori di Sicilia, a Porto Empedocle hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica, DDA, nei confronti di Giuseppe Grassonelli, di anni 43, pregiudicato, gravemente indiziato del delitto di tentata estorsione con l'aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso. Il suddetto provvedimento trae origine dalle attività di indagine svolte dal nucleo investigativo del reparto operativo Carabinieri di Agrigento, dirette dalla DDA Antimafia di Palermo, dal mese di gennaio 25 a oggi,
Nel corso dell'indagine, svolta anche con l'ausilio di strumenti tecnici, è stato riscontrato che l'uomo in concorso con un 57enne di Favara avrebbe posto in essere atti di intimidazione compiuti più volte tramite chiamate audio e messaggi contenenti minacce esplicite nei confronti di un soggetto residente in Germania al fine di ottenere la somma residua di 6.000 euro costituente una parte del corrispettivo versato per commettere un omicidio rimasto poi ineseguito. Il suddetto proposito omicidiario non veniva comunque abbandonato e nel corso delle indagini i carabinieri del nucleo investigativo lo scorso 24 maggio traevano in arresto un pregiudicato di 38 anni, sempre di Porto Empedocle, trovato in possesso nel corso di una perquisizione domiciliare di una pistola Beretta 96 semiautomatica Combat calibro 40 con matricola Brasa, un caricatore contenente 11 cartucce dello stesso calibro e una mastica in plastica raffigurante il volto di Salvatore Dalì, impedendo in tal modo la consumazione del delitto. Nel corso delle altre perquisizioni eseguite nei confronti dell'arrestato, i militari operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 2 pistole rispettivamente calibro 22 e 38 Special con matricola Brasa, quest'ultima nonché munizionamento vario. Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Agrigento. E domenica sera in via Pirandello ad Agrigento, a pochi passi dai locali della Movida, 2 gruppi di giovani se le sono date di santa ragione con calci, pugni e schiaffi per motivi sconosciuti. L'intervento di alcuni cittadini direttamente dai balconi di casa prima e dei carabinieri dopo ha evitato conseguenze ben più gravi. Ad avere la peggio è stato un ragazzo rimasto ferito ma allontanatosi come tutti gli altri partecipanti prima dall'arrivo dei militari. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto, la zona è coperta da tante telecamere. Avrebbero inveito, minacciato e spintonato i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento impegnati in un normale controllo del territorio lungo il viale delle Dune a San Leone. Protagonisti 2 giovani agrigentini, un 22enne di Aragona e un 27enne di Racalmuto, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, il primo per resistenza a pubblico ufficiale, il secondo per minacce. È successo sabato sera, secondo quanto ricostruito, gli agenti avevano appena fermato un giovane per sottoporlo a controllo quando sarebbero spuntati l'aragonese e il racalmutese che avrebbero cominciato a inveire contro gli uomini della polizia. Trovato in possesso di 65 grammi di hashish, in parte già suddivisi a stecchette, quasi 2 grammi di ecstasy, vario materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, alcuni coltelli, nonché 290 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell'attività di spaccio. I poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento hanno arrestato un 26enne di nazionalità tunisina, domiciliato ad Agrigento. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione in un'abitazione nei pressi del quartiere di Fontanelle. L'accertamento ha dato esito positivo. L'indagato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Truffa sui contributi agricoli PAC, sequestrati oltre 400.000 euro a 4 imprenditori. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Il reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina ha dato esecuzione a un decreto emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Europea, ufficio dei procuratori europei delegati per Sicilia e Calabria, con sede in Palermo. Il provvedimento, adottato nell'ambito di una specifica attività investigativa, convenzionalmente denominata Grazing Code, ha disposto il sequestro preventivo di denaro e liquidità finanziarie, anche per equivalente, nonché di altri beni a utilità riconducibili a 4 indagati, oltre a 203 titoli di pagamento, per un importo complessivo pari a 454.493 euro, ritenuto profitto illecito di reati ascrivibili a 4 imprenditori agricoli,
operanti nella provincia di Messina. Le indagini, condotte dal reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri, storicamente impegnato nella tutela degli interessi dei consumatori e nel corretto funzionamento delle dinamiche economico-finanziarie del mercato agricolo, hanno consentito di disvelare una sofisticata truffa aggravata finalizzata all'indebito conseguimento di rilevanti contributi pubblici destinati al comparto agricolo, erogati dall'AGEA. In particolare gli accertamenti hanno evidenziato che gli allevatori indagati, pur avendo attestato nelle domande di pagamento in ambito PAC lo svolgimento di attività di pascolamento su superfici agricole esterne al proprio compendio aziendale, dichiarando quindi la movimentazione del bestiame verso tali aree, non avevano attivato il prescritto codice pascolo, indispensabile per lo svolgimento legittimo di tali attività. Tale condotta ha consentito loro di eludere volontariamente i controlli veterinari sulla reale movimentazione degli animali, controllo che costituisce una delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione dei contributi. La violazione si è concretizzata mediante il ricorso ad autodichiarazioni attestative, utilizzate in luogo della prevista attivazione del codice pascolo, così impedendo consapevolmente ogni verifica da parte dei veterinari dell'ASL circa l'effettiva presenza degli animali sui terreni dichiarati. Infatti, l'attivazione del codice pascolo avrebbe comportato l'obbligo di controllo sanitario, imponendo ai veterinari, informati della movimentazione degli animali, di intervenire per accertarne la presenza nei luoghi indicati. Tale condotta integra una palese violazione della normativa europea e nazionale di settore, la quale subordina il pagamento dei contributi agricoli al requisito del pascolamento, dimostrabile esclusivamente attraverso la reale movimentazione degli animali regolarmente registrati nella banca dei Vetinfo e l'attivazione del relativo codice pascolo. L'operazione, oltre a consentire allo Stato di acquisire una specifica garanzia su somme pari a 454.493 euro, testimonia il costante impegno dei carabinieri per la tutela agroalimentare operativi su tutto il territorio nazionale, nel contrasto alle frodi in danno dei bilanci dello Stato e dell'Unione Europea. Essa rappresenta altresì il risultato dell'efficace azione di contrasto posta in essere dalla Procura Europea, attraverso un incisivo e puntuale coordinamento investigativo, culminato nell'adozione di provvedimenti idonei sia a impedire la prosecuzione delle attività illecite, sia a consentire il recupero delle somme indebitamente percepite, in violazione della normativa vigente e a danno dei numerosi imprenditori onesti. Si precisa che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza garantito dalla Costituzione fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. È stato risolto il contenzioso giudiziario relativo alla nomina del nuovo segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, Alessandra Di Cataldo, ha rigettato infatti il ricorso d'urgenza presentato da Pietro Amorosia, blindando di fatto la nomina di La Spina quale nuovo segretario generale dell'ente. Come noto, il Libero Consorzio ha recentemente proceduto alla designazione di La Spina quale nuovo segretario generale a seguito della decisione assunta dal presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, che ha scelto di non confermare il precedente segretario Amorosia. E la Regione Siciliana ha finanziato con 40 milioni di euro per l'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione, i cosiddetti ASACOM, per gli alunni con disabilità. La somma verrà liquidata alla città metropolitana e ai liberi consorzi comunali in due fasi. Al Libero Consorzio di Agrigento sarà erogata primo acconto la somma di 1.584.000 euro. Il governo regionale, afferma il presidente della regione, assessore alle politiche sociali ad interim Renato Schifani, ha mantenuto la promessa di individuare con l'ultima legge finanziaria le somme necessarie a garantire questi servizi fondamentali per gli alunni con disabilità. Adesso, continua Schifani, passiamo all'azione concreta con l'effettiva erogazione della prima tranche di fondi. Il Dipartimento
regionale della famiglia ha già disposto il pagamento dei primi 20 milioni per coprire i mesi da gennaio a giugno ed evitare interruzioni nella assistenza. Linea alla regia per la pubblicità. A Palermo è nata la via Biagio Conte, un tributo della città a un santo dei nostri giorni. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Palermo ha onorato un santo dei nostri giorni. Da oggi è nata la via Biagio Conte, un tributo della città a colui che nel corso dei suoi anni di vita si è battuto in difesa delle fragilità e degli ultimi, riuscendo ad aggregare intorno a sé un esercito di persone di buona volontà. Adesso le missioni fondate da Fratel Biagio costituiscono una salda realtà sociale che apre le porte giorno dopo giorno a chi resta indietro, a chi viene emarginato da una società troppo impegnata a guardare il profitto piuttosto che la ricchezza dell'anima. Attendiamo proprio questi momenti solamente con la preghiera interiore, perché lui ci ha ispirato tanto a vivere proprio la presenza di Dio accanto a noi, e per noi è questo che dobbiamo comunicare, perché vogliamo portare oggi, quest'anno, proprio essere operatori di pace, così come lui l'ha portato a tanti nei cuori, a tante famiglie, a tante persone abbandonate, sole. Quindi ecco, operare come lui operava per noi è la cosa più grande. Presidente, noi siamo entrambi trapanesi e sappiamo di cosa parliamo. Privatizzazione sì, però la storia insegna che Palermo ha sempre visto Trapani il parente povero. È chiaro che la privatizzazione spetta al proprietario di casa, cioè la regione che farà le proprie valutazioni in merito a questo. Noi come aeroporto stiamo cercando di sviluppare il nostro. Devo dire il primo obiettivo, l'ho detto in conferenza stampa, era quello di riportare i conti su terreno positivo, quindi non avere più perdite che facessero sembrare l'aeroporto come una partecipata non utile. Quindi questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di avere un traffico che superasse il 1 milione di passeggeri. Questo per il terzo anno consecutivo abbiamo superato il 1 milione di passeggeri, che era il nostro target minimo. Con l'eliminazione dell'addizionale comunale, con il supporto da parte della regione con 19 milioni di euro diviso in 3 anni, con un'azione forte che stiamo facendo, contiamo di superare abbondantemente il 1.300.000 passeggeri per l'anno 2026 e avere un trend di crescita ancora. L'obiettivo ancora, un altro obiettivo molto sfidante, è quello di avere ancora più compagnie sul nostro scalo al fine di dare una maggiore tranquillità di operatività da parte sul nostro aeroporto. Messaggi ai naviganti, privatizzazione sì, ma con dignità. Sì, ripeto, non lo vivo come obiettivo mio, sì, assolutamente sì, ma ripeto, questi sono ambiti e aspetti che non cura io faccio il timoniere, l'armatore e il Presidente della Regione farà le sue scelte assieme alla Giunta, assieme alla sua attività. Questo è importante, il compito che mi era stato assegnato era quello di avere più passeggeri e avere un aeroporto efficiente. Devo dire, ringrazio il Presidente per aver avuto parole stimolanti ancora e di gratificazione per il lavoro che da 6 anni face all'interno dell'aeroporto di Trapani. Passiamo allo sport. La Casm Favara rescinde consensualmente il contatto con l'allenatore Nicolò Terranova. La squadra è stata momentaneamente affidata al secondo Francesco Fanara, decisione maturata per via delle recenti sconfitte subite, l'ultima domenica contro il Sambiase. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato.
Finisce l'avventura di Nicolò Terranova sulla panchina della Castrum Favara. La separazione tra il tecnico di Mazzara del Vallo e la società gialloblu è stata ufficializzata questa mattina, ma la decisione era ormai maturata già al termine della sconfitta contro il Sambiase, terza battuta del resto consecutiva nel giro di una settimana. La squadra momentaneamente è stata affidata all'allenatore in seconda e tecnico della Juniores Francesco Fanara. La società aveva ufficializzato il silenzio stampa per evitare dichiarazioni a caldo e incontrare con serenità il tecnico nella serata di lunedì per una lettura della crisi tecnica e dei risultati. Un KO, quello con il Sambiase, che ha certificato una crisi profonda non solo nei risultati, ma anche nel gioco e nell'identità della squadra. Una situazione complicata aggravata da una serie di circostanze sfavorevoli. Nonostante i numerosi innesti arrivati durante il mercato di riparazione di dicembre, giocatori richiesti dallo stesso Terranova, tra infortuni e attacchi influenzali, i nuovi acquisti non sono stati disponibili al 100% per essere subito inseriti e amalgamati nel gruppo, impedendo di fatto un cambio di passo immediato. La dirigenza favarese e l'allenatore, dopo un confronto sereno, hanno concordato la rescissione consensuale del contratto nel tentativo di dare una scossa a un ambiente apparso smarrito e in difficoltà. Terranova era approdato a Favara nei primi giorni di ottobre, alla sesta giornata di campionato, per sostituire il dimissionario Infantino. Il suo esordio sulla panchina gialloblu risale al 5 ottobre nel match casalingo terminato a reti inviolate contro il Gelbison. In circa 4 mesi alla guida della Castrum Favara, il bilancio del tecnico parla di 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. E il passaggio di turno in Coppa Italia con l'eliminazione a Nocera Inferiore. Numeri severi che hanno progressivamente risucchiato la squadra in piena zona play-out. Con ancora 15 partite da disputare e 45 punti a disposizione, la società guarda ora al futuro con l'obiettivo dichiarato di mantenere la categoria. Società al lavoro per dare una guida alla squadra già nelle prossime ore. Nel pomeriggio di oggi la squadra si allenerà agli ordini dell'allenatore in seconda, nonché tecnico della Juniores, Francesco Fanara. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.